Amici di Directa Sport, un cordiale saluto e benvenuti alla edizione del venerdì di Directa Sport News, la consueta striscia dedicata al mondo dello sport isolano. Iniziamo come di consueto dall'eccellenza dello sport sardo, e cioè dal Cagliari Calcio, Cagliari che si prepara ad affrontare il penultimo impegno stagionale domenica alle 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il tecnico rossoblu Massimo Rastelli ha preparato la gara in settimana in un clima di assoluta tranquillità garantito dal convincente successo nell'ultimo turno contro l'Empoli. Questa mattina sul prato le Santerie cagliaritani si sono allenati a ranghi completi, eccezione fatta per il portiere Gabriel, frenato da un fastidio al ginocchio. Intanto, sempre questa mattina, il responsabile del settore giovanile Mario Berretta e l'ex capitano rossoblu Daniele Conti, li vedete nella foto, sono intervenuti nel corso di una conferenza stampa organizzata per presentare l'evento che vedrà una delegazione di 10 giovani rossoblu a partire alla volta di Hong Kong per rappresentare il Cagliari alla 18ª edizione del torneo internazionale di calcio a 7 City Soccer Sevens, in programma dal 26 al 28 maggio nel paese asiatico. Partecipare a questo torneo, ha spiegato Beretta, è motivo di grande orgoglio. L'invito è frutto del lavoro di questi 2 anni col settore giovanile. Cambiamo argomento, parliamo adesso come di consueto di Dinamo e una pagina amara e nostalgica, quella che riguarda la massima espressione del basket in Sardegna. Dinamo eliminata al primo turno dei playoff dall'Aquila a Trento, in bianco-blu infatti hanno ceduto anche in gara 3 con il punteggio di 6-9-7-5, nonostante la cocente delusione per la prematura uscita di scena dalla post-season. Il presidente Sardara, dopo il consueto saluto del pubblico alla Pala Serra di Migni, ha avuto parole d'elogio per i suoi giocatori. Il finale di stagione non offusca, una stagione ricca di soddisfazione, così ha detto il numero 1 di Viannelli. La squadra ha fatto il suo compito e dunque non c'è alcuna delusione. Sardara ha inoltre spento sul nascere le voci di un possibile addio di Brian Sacchetti. Non vedo perché non dovrebbe restare. Queste le parole di Sardara. Brian fa ancora parte dei programmi del club. Cambiamo argomento e torniamo a parlare di calcio. Lo facciamo con il consueto blocco sulla Serie D. In ballo c'è ancora l'Arzachena nella pool scudetto. Arzachena che dopo la festa promozione di domenica scorsa si appresta ad affrontare la seconda giornata appunto della pool scudetto del campionato di Serie D. Gli uomini di Giorico domenica alle 16 saranno ospiti della Sicula Leonze in una gara che potrebbe rilanciare le quotazioni smeraldine dopo la sconfitta casalinga contro il Bisceglie nel turno d'apertura. E mentre la squadra continua a lavorare sul campo, la dirigenza arzachenese lavora duramente per ottemperare agli obblighi imposti dalla Lega Pro, sia dal punto di vista finanziario che infrastrutturale. A questo proposito, in settimana, come forse già saprete, l'entourage dell'Arzachena si è recata a Firenze per partecipare a una riunione con i dirigenti delle società neopromosse nel calcio professionistico, e al termine dell'incontro il presidente Emenio Fiorini, rappresentante del club Smeraldino, e il suo staff sono tornati in Sardegna con sensazioni che sono state assolutamente positive. Intanto è tutto pronto, sempre per quanto concerne la Serie D, per la sfida da dentro o fuori per i play-out salvezza tra San Teodoro e Muravera, gara che si disputerà al Comunale di San Teodoro domenica con calcio di inizio alle ore 16. Ricordiamo che in caso di parità al termine dei 120 minuti a conservare la categoria sarebbe la formazione di casa, cioè la formazione di Tatti, meglio piazzata in campionato. Questo dunque il quadro anche per quanto concerne la Serie D. Scendiamo di 2 categorie perché parliamo adesso di calcio di promozione, perché sempre domenica, ultimi atti, sarà giornata di play-off e play-out nel secondo campionato regionale di calcio. A sfidarsi per ottenere la speranza della chiamata in eccellenza saranno Carbone e Guspini nel girone A, Porto Rotondo e Sorso nel girone B, mentre per quanto riguarda i play-out a contendersi la permanenza nella categoria saranno Lauras e Castelsardo nel girone del nord, Frassineti Elmas e Barisardo nel girone del sud. Proprio a quest'ultima partita, che noi trasmetteremo a Barisardo attraverso il servizio di diretta esclusiva, abbiamo dedicato il nostro servizio. Vediamo allora alcune immagini che ci aiutano a realizzare la preview della sfida di domenica. Saranno i 90 minuti più lunghi della stagione per Frassineti Elmas e Barisardo, impegnati domenica pomeriggio nel play-out del girone A del campionato di promozione. In quella che si presenta come una vera e propria finale, i masesi potranno godere del fattore campo favorevole, conquistato grazie al miglior piazzamento al termine della stagione regolare e della possibilità di conservare la categoria in caso di pareggio al
termine dei tempi supplementari. La formazione allenata dall'esperto Virgilio Perra infatti si è classificata al 13° posto con 33 punti all'attivo, 2 in più rispetto agli ogliastrini, che da neopromossi hanno dovuto affrontare una stagione gioco-forza travagliata, segnata dall'avvicinamento in panchina di fine marzo tra Salvatore Mereu e Alberto Marci. Per potersi garantire un altro anno di promozione, la Frassinetti farà leva sulla rabbia accumulata domenica scorsa nel match interno, perso per 5-3 contro il Carloforte. Al termine della gara, infatti, il tecnico Perra ha accusato senza mezzi termini Tabarchini di aver favorito le avversarie dirette nella corsa a salvezza. Il Barisardo, reduce dall'influente sconfitta subita a Carbonia la scorsa domenica, si aggrapperà invece al bomber Samuele Curreli, autore di 17 reti in stagione. La cosa fondamentale è la mentalità. Abbiamo solo una chance, cioè una possibilità, che è quella di vincere. Non abbiamo altre strade e siamo pronti per affrontare questa partita. Siamo motivati, siamo carichi, ci siamo allenati bene. I bariesi cercheranno di trarre preziosi insegnamenti dallo scontro diretto della terzultima giornata, perso di misura a causa di un'autorete di Fanni. Quella sul comunale di Via Giliac si preannuncia per il Barisardo una sfida difficile ma tutt'altro che impossibile. Il nostro obiettivo era arrivare a fare i play-out, perché a dicembre eravamo retrocessi, quindi fare adesso lo spareggio per noi è aver raggiunto il primo obiettivo. Il secondo obiettivo è vincerla. E questo dunque è il primo match da dentro fuori che andremo a raccontarvi in questo weekend attraverso il nostro servizio, in questo caso di diretta esclusiva, match che sarà visibile in diretta solo al chiosco Is Piras di Barisardo, gara che ovviamente poi sarà riproposta a partire dal martedì in maniera pubblica sulla nostra piattaforma YouTube e quindi su directasport.it. Cambiamo argomento, torniamo ancora a parlare di basket, parliamo di Serie C, perché dopo le 2 sconfitte incassate contro Battipaglia e Civitanova Marche, l'Esperia Cagliari non rimane altro che vincere sabato pomeriggio contro il CUS Genova nella terza giornata della fase nazionale della Serie C Silver. I liguri sono a quota 0 punti, così come i ragazzi di Fioretto. Vediamo il nostro servizio. Ora non si può più sbagliare. Dopo le 2 sconfitte consecutive incassate contro Battipaglia e Civitanova Marche, l'Esperia Cagliari deve assolutamente battere il CUS Genova nella terza giornata della fase nazionale del campionato di Serie C, in programma sabato alle 15 al Palasport di Via Pessagno. Per continuare a coltivare le speranze di promozione, i Granata hanno a disposizione solo la vittoria, non solo nel turno casalingo contro i liguri, ma anche nella sfida di ritorno in programma a Genova la prossima settimana. Un doppio confronto questo che non spaventa affatto gli esperini, vogliosi di muovere finalmente la classifica. È una partita o dentro o fuori, dovremo dare il massimo, siamo portati a dare il massimo, specialmente se vogliamo continuare a sperare in questa promozione, che è l'obiettivo che ci siamo prefissati inizio anno. Anche loro fermi al palo con 2 sconfitte in altrettanti incontri disputati, i genovesi hanno finora dato la sensazione di essere la compagine meno attrezzata del lotto. Se l'Esperia infatti ha lottato ad armi pari prima di cedere nel finale contro Battipaglia e Civitanova, Genova ha perso con largo margine sia in casa dei marchigiani che tra le mura amiche contro la Treofan, che ha rifilato a Bestagno e ai soci un severo meno 36. I giocatori di valore però non mancano tra gli uomini di Pansolina e Taverna, che nonostante la forte connotazione universitaria vantano nel proprio roster giocatori del calibro di Angelo Bedini e Marco Dufour. Mi aspetto senza ombra di dubbio una partita maschia, una partita molto fisica, anche loro come noi sono con le spalle al muro, devono per forza vincere, quindi spero che l'approccio sia lo stesso delle precedenti 2 gare. Per vincere l'Esperia dovrà a gioco forza evitare gli errori che l'hanno condannata a soccombere nelle prime 2 giornate. La lucidità nei possessi più importanti è venuta a mancare un po', sia per il fatto che non siamo abituati a questo tipo di ritmi e a questo tipo di livello, è la prima volta che lo troviamo. Di fatto contro Battipaglia è stato molto difficile entrare in partita subito, siamo riusciti a recuperare dopo 3 quarti, però anche lì eravamo troppo stanchi. Contro Civitanova Marche siamo partiti subito bene, poi ci siamo trovati lì a combattere punto a punto e sicuramente si è vista la maturità della squadra che stavamo sfidando, cioè Civitanova Marche, che quando doveva essere cinica è stata cinica, a differenza nostra che abbiamo sprecato tanto.
Sarà inoltre importante mantenere alto il livello di intensità in modo da contrastare la maggior stazza degli avversari. Per la prima volta ci stiamo trovando squadre che da un punto di vista fisico sono nettamente superiori a noi, mentre durante tutto il campionato non abbiamo trovato uguali da questo punto di vista. Ci viene molto difficile perché sono squadre strutturate, squadre con più lunghi e buone rotazioni. Noi dovremo fare sicuramente di più da un punto di vista fisico per cercare di stare dietro sia dai rimbalzi e ovviamente tutto quello che riguarda l'aspetto fisico di una partita. L'Esperia ha potuto raggiungere la fase nazionale anche grazie alla sinergia siglata in estate con l'Olimpia. A un anno dalla sua ideazione, il primo bilancio di questa collaborazione non può che essere estremamente positivo. Quando me l'hanno presentato inizialmente ero molto scettico, però ad oggi, dopo un anno compiuto ormai, vorrei fare i complimenti a chiunque abbia partecipato a fare questo grande progetto, perché si sono sposate perfettamente le due società. Di fatto dall'anno scorso a quest'anno non è che sia cambiato granché, le persone che io avevo di riferimento prima ci sono tuttora, anzi ne ho trovate di nuove all'interno di una società che è splendida, con un palazzetto che è bellissimo e tutto quello che c'è attorno è assolutamente ammirevole. Vediamo anche il quadro della prossima giornata del campionato di Serie C Silver, ricordiamo fase nazionale. Questo è il quadro, l'Esperia Cagliari che ospiterà il CUS Genova, come detto, sabato alle 15. Anche questa sarà una gara che andremo a trasmettere in diretta sulla nostra pagina Facebook. L'altra incontro invece è quello tra Virtus Civitanova e Battipaglia, sabato, sempre sabato, questa volta però alle ore 21. Diamo lo sguardo anche alla classifica. Come vedete praticamente si tratta di una sorta di ultima spiaggia per la formazione granata, ancora ferma al palo a quota 0 punti, laddove Battipaglia e Virtus Civitanova hanno invece centrato finora entrambe 2 vittorie. Continuiamo a parlare di basket, lo facciamo però scendendo di una categoria, parliamo di Serie D maschile regionale, perché c'è davvero grandissimo equilibrio nei quarti di finale della Serie D. Pensate, tutte le 8 formazioni sono dovute andare a gara 3 e dunque sarà un weekend ricchissimo di emozioni per il secondo campionato regionale di basket. Anche in questo caso c'è il nostro servizio. Andranno tutte alla bella le serie del primo turno dei playoff del campionato di Serie D maschile di basket. Le 4 formazioni battute nel primo atto infatti sono riuscite a rifarsi in gara 2, guadagnandosi la possibilità di tornare in campo nel weekend per la sfida a spareggio che vale l'accesso diretto in semifinale. Il risultato più sorprendente è stato senza dubbio quello di Selargius, con il San Salvatore che è riuscito a mettere alle corde la Coral Alghero, super favorita per l'approdo in Serie C. I gialloneri sono stati abili a punire l'approccio molle alla gara da parte della Coral, giunta a Selargius priva del playmaker Emiliano Salvatore. Grazie alla precisione dall'arco di Federico Margini, il San Salvatore ha guadagnato fin dalle prime battute un margine di vantaggio di 12 lunghezze, mantenuto poi anche grazie al sacrificio difensivo di Vacca su Brembilla. Al rientro in campo i catalani hanno provato ad avvicinarsi nel punteggio, ma la reazione è stata subito rintuzzata dai selargini, capaci di mantenere alte le percentuali dall'arco contro la difesa a zona schierata da coach Granchi. Così, al 40°, forti del finale di 72-67, gli uomini di Frau hanno potuto brindare a un successo ottenuto contro ogni pronostico della vigilia. La partita l'abbiamo vinta in difesa, perché poi abbiamo sofferto un po' il cambio di difesa a loro, soprattutto nell'ultimo quarto. Abbiamo continuato a girarla, però troppi tiri da fuori e forse lì era il momento di prenderci qualche tiro in più, qualche certezza da dentro. E ora il San Salvatore non parte certamente battuto in vista del terzo e decisivo atto, in programma domenica alle 18 al Palamanchia. Spero che questa partita ci dia veramente fiducia, perché è quella che ci serve. L'importante è starci con la testa. Sarà una gran voglia di riscatto ad animare invece la Coral, punta nell'orgoglio da un KO inaspettato. Abbiamo noi incappato in una partita sicuramente non delle migliori, ma tutti i meriti vanno alla squadra di casa. Oggi è mancato il giocare insieme, ci siamo innervositi troppo quando siamo andati qualche punto sotto, questo ha permesso a loro di prendere un margine che poi alla fine, seppur rosicchiando punto su punto, abbiamo provato a recuperare tutto, ma era veramente troppo. Per la brutta partita che abbiamo fatto oggi ovviamente, e per ritrovare la concentrazione, per ritrovare il nostro gioco di squadra che ha caratterizzato un po' tutta la nostra bella stagione che abbiamo fatto fino ad ora, e poi ovviamente tutti gli stimoli psicologici che serviranno a venire fuori da questa gara 3, perché poi alla fine buttare via un campionato
subito al primo turno così sarebbe veramente un peccato. Il fattore equilibrio è stato evidente in tutte le serie dei quarti di finale. La Sucispes ha sbancato il Palaconi di Nuoro per 50-46 con un'ottima prestazione personale del montenegrino Markovic. La Scuola Basket Cagliari ha pareggiato i conti nella serie contro i cugini dell'Astro Cagliari vincendo per 84-83 e anche il CUS Sassari ha ribaltato il pronostico battendo l'Uri in gara 2 con il punteggio di 70-60. Il campionato di Serie D insomma si sta rivelando decisamente più appassionante di quanto non sia stato il deludente torneo di C-Silver, merito di una formula decisamente azzeccata che ha permesso di livellare i valori offrendo alle squadre banchi di prova nuovi e stimolanti. Diamo anche il benvenuto al nostro TG al volley, perché anche in questo caso ci sarà bisogno della bella nella finalissima della Serie C femminile di pallavolo per stabilire chi tra Selargius 85 e Farmacie Sircana e Sorso potrà brindare alla promozione in Serie B2. Mercoledì noi nella palestra Selergina per gara 2 c'eravamo, ecco il nostro servizio. Sarà la bella in programma sabato sera al palazzetto di Via Dessia a Sorso a stabilire chi tra Selargius 85 e Farmacie Sircana potrà brindare alla promozione nella Serie B2 di volley femminile. La formazione biancorossa infatti non è riuscita a bissare il successo ottenuto in gara 1 e si è vista superare al tie-break dalle romangine, autrici di un'orgogliosa rimonta nell'ultima parte della sfida. E dire che le cose si erano messe subito bene per il sestetto allenato da coach Stefano Cadoni, che si è aggiudicato in scioltezza il primo set sul 25-18, facendo pregustare al nutrito pubblico accorso nella piccola palestra di Via Parigi il sapore della vittoria promozione. Decisamente più equilibrato il secondo set, vinto in volata dal Sorso per 25-23. A quel punto il Selargius 85 ha cercato di riprendere il controllo delle operazioni, affidandosi soprattutto a Costantino e Meloni, e ha chiuso il terzo set in netto vantaggio sul 25-17. A fronte di un ottimo approccio nel quarto set, però Vitiello e compagni hanno dato la sensazione di adagiarsi proprio sul più bello, incassando il rientro di un Sorso trascinato dall'energia di Carla Serra. La classe 99 della Farmacie Sircana ha regalato nuova linfa alle compagne, aiutandole a rimettere le cose in parità. Nel quinto e decisivo set, dopo una lunga fase di equilibrio, il Selargius 85 è sembrato assestare il colpo decisivo portandosi sul 13-10, ma a quel punto le ragazze di Vacca hanno messo in piedi un miracoloso 5-0 che ha permesso di conquistare una vittoria per larghi tratti insperata. Sul 2-1 pensavamo proprio che fosse finita, però queste ragazze l'hanno ancora dimostrato come l'hanno fatto tutto l'anno, quando si trovano in difficoltà tolgono tutto loro stesse e ci hanno dato una grossa mano anche le ragazze della panchina stasera. E sabato davanti al pubblico amico le romangine proveranno a farsi perdonare lo scivolone della scorsa settimana. Le ragazze avranno bisogno un po' di riposo perché dopo 5-7 tirati così ci sarà da riposare un attimino e fare un attimino il punto della situazione venerdì e poi buttare tutto in campo sabato. Speriamo che sabato sia una bella festa per la pallavolo sarda. Recrimine invece per l'occasione mancata il Selargius 85 per larghi tratti a un passo dalla quarta promozione negli ultimi 6 anni. Sapevamo che non sarebbe stata facile anche perché gara 1 ci aiuta nel senso che vincere in casa loro è una gran battaglia, è una gran bella cosa, però sicuramente sapevamo che loro non sarebbero arrivate qui scariche, anzi ma con una voglia di riscatto e c'era un pizzico di paura di dover ritornare a Sorso e quindi di giocare nel loro campo. Abbiamo lottato, però probabilmente sono state più brave di noi. Abbiamo voglia di vincere perché non è stato un anno facile per ognuna di noi e per la squadra in generale, quindi ce lo meritiamo per tutto il sacrificio che abbiamo fatto, come penso che se lo meritano anche loro, avranno le loro motivazioni. Tanta curiosità dunque attorno a questo match che di fatto ha annullato il fattore campo. Ricordiamo che gara 3 si giocherà domani alle ore 18 a Sorso. Parliamo adesso di futsal perché davvero tutto il mondo del calcio a 5 sardo ha gli occhi puntati sull'Ossi San Bartolomeo impegnato nella finale di andata del campionato di Serie B contro l'Odissea 2000. Anche in questo caso il nostro servizio curato da nostro Mauro Garau. Sardegna o Calabria? Sabato prossimo, 27 maggio, sarà solo una di queste due regioni a far festa. Dopo un lungo cammino iniziato lo scorso 22 aprile, i playoff di Serie B sono giunti all'atto conclusivo e all'Ossi San Bartolomeo manca un solo ostacolo da superare prima di festeggiare lo storico approdo in Serie A2. L'Odissea 2000. Sabato pomeriggio nella Roccaforte del Palasport di via San Leonardo è in programma la sfida di andata in cui Lubino e compagni cercheranno di ripetere le prestazioni maiuscole sfornate nelle ultime settimane contro Bagnolo e delle 84. Mister Giampiero Loriga spera di avere nuovamente
a propria disposizione il portiere Paolo Lobuglio, uscito di scena a causa di un infortunio nelle battute conclusive della semifinale. Nel caso in cui l'estremo difensore di Bragheria non dovesse farcela, è comunque pronto il vice Argilli, già protagonista di un ottimo finale contro Volpiano. Dall'altra parte della barricata l'Odissea ha faticato non poco per aver ragione in semifinale dei ragazzi terribili della brillante Torino, piegati solo ai tempi supplementari dopo una gara nervosa e tirata fino all'ultimo secondo. Adesso, ha detto Sapigno, player manager brasiliano della formazione di Rossano Calabro, manca l'ultimo sforzo per tentare la scalata in Serie A2. Sognare è lecito e l'Ossi San Bartolomeo non vuole fermarsi proprio ora. Tutta la Sardegna del futsal sarà accanto ai gialloblu e cercherà di spingerli verso il secondo gradino del calcio a 5 italiano. Squadra in campo alle ore 15, arbitreranno i signori Federico Beggio di Padova e Fabio Parretti di Prato. Al crono ci sarà invece Leonardo Aspano di Olbia. Anche stavolta DirectaSport.it sarà presente e vi racconterà le emozioni del match in diretta streaming sulla propria pagina Facebook con collegamento a partire dalle ore 14:45. Servizio che ovviamente non era del nostro Mauro Garau che invece è già carichissimo, pronto a raccontare questa prima gara d'andata, ricordiamo finale d'andata per la promozione in Serie 2. Serie 2 che tra l'altro in caso di favore per l'Ossi sarebbe una Serie 2 caratterizzata da ben pensate 4 formazioni isolane: Leonardo Cagliari, Sestu, Futsal Sestu, ovviamente l'altra formazione del Futsal Cagliari e appunto speriamo, incrociamo le dita, anche l'Ossi San Bartolomeo di Sassari. Vediamo il tabellone e la grafica dunque relativa alle semifinali, alla finale, scusate, per la promozione in Serie A2, Ossi Odissea, dunque domani alle 15, anche in questo caso gara che sarà trasmessa in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook. Prima di votare pagina c'è tempo per parlare ancora di calcio a 5, perché sempre domani alle 16 il Licnusa Sydney cercherà di ottenere il pass per la finalissima scudetto della Serie A Elite. Le ragazze allenate da Toni Petruso saranno ospiti della Olympus Roma e si ripartirà dalla vittoria per 6-5 ottenuta dalle Capitoline nella sfida d'andata giocata sabato scorso al Palagiotto di Sydney. Ora l'appuntamento con la nostra consueta rubrica curata dal nostro esperto Enrico Mercurelli su sport e fiscalità, e questa volta si parla di quelli che sono i destinatari dell'Associazione Sportiva Dilettantistica. Sentiamo Enrico Mercurelli. Continuiamo il nostro excursus sul mondo delle associazioni sportive per iniziare a individuare chi sono i soggetti destinatari dell'attività proposta dall'associazione sportiva medesima. In un lungo retaggio del passato, cioè fino al 2002, sappiamo che gli unici destinatari delle attività associativi erano i associati, cioè tutti quei soggetti che in un atto formale chiedevano all'associazione di partecipare all'attività medesima dell'associazione. Tale partecipazione era completa, cioè l'associato aveva diritto di voto, partecipava attivamente a tutte le attività, poteva candidarsi per le elezioni, aveva un potere di controllo, ha tuttora un potere di controllo, di verifica circa l'andamento della vita associativa, sia in termini istituzionali, cioè dell'attività effettivamente svolta, sia in termini, diciamo pure, istituzionali, cioè sotto il profilo della conduzione politica e gestionale dell'associazione medesima. Questo era il dato comune fino al 2002, cioè fino a quando l'articolo 90 della legge 289 ha introdotto nel sistema sportivo dilettantistico una figura nuova, non più solo l'associazione, ma anche la società sportiva dilettantistica, la famosa SSD. Da qui subito una problematica. La SSD come società è una struttura giuridica, quindi una persona giuridica complessa, fondata su un azionariato, quindi su delle quote sociali e delle quote societarie, è una importante formalità nell'acquisizione di queste quote. Quindi il problema che c'è stato da subito è come i partecipanti delle varie attività istituzionali, quindi i soggetti destinatari di questa attività, potessero partecipare alla società. Fatta questa breve premessa, andiamo quindi nel punto pregnante della discussione di oggi. Non solo quindi gli associati sono destinatari dell'attività, ma anche due importanti categorie e qualità di persone, che l'articolo 148 del TUIR identifica negli iscritti e nei partecipanti. Quindi la verità è che l'associazione può svolgere la propria attività non solo verso la famosa e tradizionale categoria degli associati, ma anche di due nuove categorie di partecipanti, che sono gli iscritti e partecipanti medesimi.
Il quadro tributario ora cerca di identificare quali sono gli iscritti e cosa sono i partecipanti. Dico da subito che nessun testo giuridico parla dei partecipanti e li qualifica, mentre tutti si sono concentrati sulla figura degli iscritti. In maniera molto chiara e molto sintetica possiamo dire che gli iscritti possono coincidere con i tesserati che l'associazione ha e che iscrive presso gli enti e le federazioni sportive di riferimento. In sintesi, i destinatari dell'attività delle associazioni dal 2002 ad oggi sono la famosa e classica figura degli associati, con diritto di voto attivo e passivo, con diritto elettorale, con potere di controllo, e a fianco a questi si uniscono sicuramente quella che è la categoria degli iscritti, che coincide con la categoria dei tesserati, cioè di coloro che svolgono l'attività sportiva dilettantistica con una propria iscrizione presso un ente o una federazione del CONI. Questo è il prezioso intervento dell'esperto Enrico Mercurelli. Ricordiamo che se avete delle domande da fare a Mercurelli potete inviarcele alla mail directasport@gmail.com, oppure, poiché tutti i contributi sono, come forse già saprete, caricati sulla nostra pagina Facebook Directa Sport Live TV, basterà commentare con la domanda il post di Enrico Mercurelli. Ora un contributo che va a metà tra sport e arte, un contributo musicale, perché l'artista calasetano Jamie Sachs ha dedicato una bella canzone al mito rossoblu Gigi Riva. Quando è arrivata a Cagliari noi c'eravamo, siamo andati a trovarlo, ci ha raccontato un po' la genesi di questa bella canzone dedicata a Rombo di Tuomo. Sentiamo Jamie Sachs. Nell'isola sarda arriva un uomo dal nord con nervi e muscoli d'acciaio audace ed un sinistro infallibile. Il calcio sardo una metamorfosi avrà e in breve tempo tutto il mondo di lui parlerà e Gigi Riva immenso orgoglio per noi, in campo gambe e polmoni per ognuno di noi. La sua maglia rosso-blu per sempre sarà l'icona vera che mai tramonterà, e il grande sogno sardo mai finirà. Jamie Sachs è un artista calasetano, è emigrato a Roma, che porta nel cuore il ricordo di Gigi Riva al punto tale da dedicargli una canzone. Sì, diciamo che io da piccolino, quando leggevo così i primi articoli anche del passato che riguardavano il grande bomber, mi innamoravo. Le società che lo vogliono comprare, ma al Cagliari sempre lui rimane fedele. La maglia numero 11 mai rimpiazzi avrà. Nonostante avessi io tipo 9-10 anni, perché mio fratello maggiore Paolo, che anche lui era un fan di Riva, mi faceva leggere qualche articolo, perciò io rimanevo colpito per la bravura di questo calciatore. Riva, tiro ed è gol! Riva ha segnato 3-2 per l'Italia. Sta per scadere. Io che ho provato a giocare a pallone, che ero scarsissimo, però ero talmente innamorato di Riva che io senza volerlo calciavo, nonostante io scrivo con la mano destra, alla fine calciavo il pallone con la gamba sinistra. Poi nell'arco degli anni comunque c'è stata la possibilità, la fortuna di conoscerlo, perché io ho lavorato in un ristorante storico che si chiama Mamutones, ero l'animatore e Riva veniva ogni tanto, ho avuto l'occasione di conoscerlo. E quando staccava in volo col colpo di testa, come un falco quando punta la preda. Con l'internet, riguardando i filmati su filmati delle partite importanti che ha fatto sia col Cagliari che con la nazionale, lì proprio mi è riscattato un amore incredibile. Ho detto, non si può non dedicare un brano a un calciatore così grande. Sempre scolpito nel petto il tuo nome sarà. Riva
bisognava ricordarlo ancora una volta, e perciò io un bel giorno mi sono messo col pianoforte e ho fatto nascere questa canzone qua. Il mondo trema quando rondo di tuono, calciando il pallone lui trafigge il portiere. Son troppe le società che lo vogliono comprare, ma il Cagliari sempre lui rimane fedele. Sono 20 anni che scrivo canzoni e da 20 anni a questa parte ogni tanto mi frullava in testa che avrei scritto prima o poi un brano dedicato al Bomber, a Riva. E lì è nato questo brano qua e mi sta dando tante belle soddisfazioni, perché tanti club del Cagliari, ma anche negli stessi canali social, mi sono arrivati commenti di sardi che vivono in Australia e hanno ascoltato il brano mio e l'hanno gradito, e questo mi ha gratificato e mi ha riempito l'anima sicuramente. Allora ringraziamo Jamie Sachs per tenere sempre vivo il ricordo del grandissimo Rombo di Tuomo. Siamo praticamente arrivati alla fine, il palinsesto del nostro weekend, un weekend davvero molto molto ricco, come ormai di consueto per direttasport.it, weekend che inizierà domani alle ore 15 con la diretta da Ossi di Ossi San Bartolomeo Odissea 2000, diretta che potete seguire sulla nostra pagina Diretta Sport Live TV, sempre domani alle 15. Parleremo di basket, sempre su Facebook, Esperia Cagliari contro CUS Genova, valevole per la fase nazionale della Serie C Silver. Domenica 21, come di consueto, tradizionalmente dedicata al mondo del calcio. Inizieremo con le finali regionali di calcio giovanile, Latte Dolce Sigma Cagliari, dagli impianti di Sarodia a Oristano alle ore 11, anche in questo caso finale regionale giovanissimi sulla nostra pagina Facebook, finale calcio giovanile che tornerà protagonista alle ore 17 con la finale regionale allievi, questa volta tra CUS Sassari e Sigma Cagliari, e poi come detto una gara da dentro o fuori col nostro servizio di diretta esclusiva che sarà visibile soltanto al chiosco Ispiras di Barissardo, la sfida tra Frassinetti Elmas e Barissardo valevole per i play-out del campionato di promozione domenica alle ore 16. Bene, è davvero tutto per questa edizione di Diretta Sport News. Io ringrazio ovviamente per la parte tecnica il nostro Andrea Marongiu, da tutta la redazione il più cordiale saluto da Diretta Sport.